Tutti insieme nel primo vero confronto pubblico, gli 8 candidati alla poltrona di sindaco di Vittorio Veneto riuniti nella splendida cornice della Sala del Maggior Consiglio al Museo del Cenedese per presentare il loro programma agli elettori. In primo piano le priorità degli aspiranti primi cittadini per il loro comune. Per Roberto Tonon, appoggiato dal Partito Democratico, oltre che da altre 4 liste di centrosinistra, la priorità sta tutta nel nome di una delle civiche che lo sostengono, Cambia Vittorio. È quella di dare una svolta culturale e amministrativa. Per il sindaco uscente Gian Antonio Darai, candidato della Lega Nord, al primo punto del suo programma la questione viabilità. La viabilità e quindi il traforo di Sant'Augusta. Riscoprire le potenzialità di Vittorio Veneto è la parola d'ordine per il candidato del nuovo centrodestra e UDC Dario Dus. La priorità di Vittorio Veneto è comprendere la propria vocazione turistica. Il turismo in primo piano anche nel programma del Movimento 5 Stelle con il suo candidato Marco Borsoi. Vittorio Veneto deve ritornare a essere una città viva e sviluppare quella che è la sua principale attività, cioè il turismo. Cambiamento è la parola d'ordine di Enrico Scaglia, che si presenta con la lista che riporta il suo nome. Che cambi la politica, che ci siano facce nuove. Per Oscar Zaros, candidato della lista Oscar Zaros, è fondamentale ripartire dalle nuove generazioni, dagli adulti di domani. Dobbiamo iniziare a crescere bene se vogliamo un futuro migliore, perché ormai partiamo dalle basi. Il lavoro è invece la priorità del candidato sindaco Alessandro Mognola, appoggiato dalle liste Partecipare Vittorio e Un'altra Vittorio. Le priorità sarà prima di tutto il discorso legato al lavoro e alla questione sociale. Centrali gli obiettivi prefissati e il punto principale della lista tutela contribuenti del suo candidato Davide Visentin. Economicità, efficacia, efficienza della pubblica amministrazione e trasparenza. La campagna elettorale ormai è entrata nel vivo e a poco meno di 20 giorni dall'appuntamento con le urne i candidati si preparano a dialogare con i cittadini attraverso diversi canali, dai social network alla piazza al porta a porta. Tutti e tre. Social, piazze e anche porta a porta. Abbiamo già cominciato. Io ho sempre fatto tra la gente e continuerò a farlo tra la gente. La mia campagna sarà in piazza, incontrando la gente, comprendendo le esigenze di tutti quanti. Sostanzialmente social e porta a porta. La mia campagna elettorale è cominciata già a dicembre, da gennaio sul territorio, abbiamo fatto tutti i sabati e le domeniche le piazze, siamo in giro per le strade, parliamo con la gente. Sento esattamente le voci del popolo parlandoci con la gente. Parlando con la gente in giro, girando per strada, facendo i 2 passi. Tutte e tre direi, social sicuramente per i giovani in primis, ma anche le piazze e anche il porta a porta. Bisogna coinvolgere tutti i cittadini. Preferisco rivolgermi direttamente a quelli che già mi conoscono, poi chiaramente anche agli altri.